gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jingle bell, jingle bell, jingle jingle bell. Jingle bell, jingle bell, jingle jingle bell. Ma che Jingle impariamo? bell, jingle bell, jingle jingle Impariamo. bell. Jingle bell, jingle Oh, bell. buongiorno, pariapoco! È sempre un'emozione vedervi! Paruzzo, ma può essere mai che andiamo a incontrare sempre tutti e due? Caro un pariapoco, diciamo avanti che è il destino che ci fa sempre incontrare. Ma quale destino, ma che state dicendo? Secondo me, che non avete niente da fare e siete sempre in a capo, vedete? Pariapoco che siete esagerato, ma piuttosto un pariapoco, scusasse la mia curiosità, ma come mai vi vestite tu da Babbo Natale? E che per caso che siete invitati a qualche festa in maschera? Ancora a mia pare perché non lo fare ci vuole. Un paruzzo, sentita mia. Secondo il mio modestissimo parere, secondo me, mi potrei anche sbagliare. Oltre ad essere una picca curiosa, secondo me, siete una picca pure invadente. Perché non avete ancora capito, va bene, che Babbo Natale, in questo momento è sottoscritto un pariapoco, va bene? Ama i bambini e sottolineo ama i bambini. Perciò cosa ho pensato? Ho pensato di fare una sorpresa portandogli dei regali vestito di Babbo Natale. Ora dico io, a uno sta scritto che io non mi posso vestire di Babbo Natale, io non mi posso vestire di Babbo Natale, non ci posso regalare a sti picceriggi. Ma pariapoco, io, sì certo, ma io sinceramente pariapoco io non la conoscevo questa sua sensibilità nei riguardi dei bambini. Ma poi mi scusi, pariapoco, ma io la vedo un po' affannato, e come mai? E poi dico io, Babbo Natale si fa trasportare dalle renne seduto su una slitta e lei picchi cammina a piedi. Un paruzzo, a uno sta scritto, che Babbo Natale va bene richiedendo, a uno sta scritto, e che va bene poi di cose da come chiama sto come non mi ricordo. Pariapoco si chiamano renne. E sono quei famosi animali che hanno le corna lunghe sulla testa. Comparuzzo, non ci siamo, comparuzzo, non può dire questi corna, comparuzzo mi state offendendo, non può dire i corna, mi state dicendo che io, i corna, mi state dicendo che sogno con nuoto. Ma no, no, pariapoco, ma che state dicendo? Non mi permetterei mai di offenderla. Io parlavo delle renne. Le renne sono quegli animali che sono simili ai cervi. Ah, ma paria, perché io sinceramente avevo pensato a altre cose e poi caro amico ognuno cerca ma si arrangia come può. Comunque parliamo d'altro perché buttare la miseria sogno un cazzato, perché a pariamo ce ne succede uno giorno, tutta a mia mi succede. E perché, scusa, ma pariamo, perché? Varrasse, che succedeva? E che mi succedeva, ora dico io che mi succedeva. E avanti, varrate, sfogate, che mi succedeva? Andai, per dirvi la verità, comparuzzo, andai, non dopo ponere due padre sicchi, qui ci cerco un carretto con tutto cerco. Mi sono avvicinato, gli ho detto, dopo ponere gentilmente avrei il piacere, se è possibile,
di poter avere e usufruire un pochino del vostro carretto e del vostro scemo. Ci pariamo, qual è il problema? Ci potete pigliare tutti i problemi. Basta che pigliare un scemo, pigliare un carretto, pigliare un sacco con tutti i regali, guarda che è sopra un carretto e pattia. State facendo, va bene, mi è venuto di fare i bisogni. Allora che fece? Lasciai un scemo con tutto il carretto, un tosciatoni, scendi a tovagioni, o primo albero che ci vai, pigliai e mi fa mai. Allora? Sì, allora 60 monete, Basta in quel momento, va bene, quando io mi stavo giustamente abbassando la cimiera per fare i miei bisogni, quanta una volta con Paruzzo, ma da credere, sentia che dusce qui stava a schiggi e ragliava. Non voluto pensare se ho un male, ma stavo cercando. Pigliai, lasciai e inchianai. Un Paruzzo ma da credere, appena ruai in tosciatone non ci vai più, né un carretto, e ma che c'è che ruai? E si ontamamente, che figli di puttana, si può fottere. Un Paruzzo, un'altra cosa importante, meno male che io avevo sacco con tutti i regali da sopra, perché se si buttavano pure con un Paruzzo, va bene? Se fottevano pure e poi sì che ci potevo ciusciare. Va bene, dai, impariamo, dai, non vi preoccupate, rasseneratevi, dai, e vedrete che si troverà la soluzione per recuperare un carretto e pure un scecco. Avanti, dai, cerchiamo di stemperare un po' con gli animi, forza. Come che deciso di temperare? E io che mi dite temperare che siamo a scuola, guarda ma dite, ma che state dicendo? Impariamo, ma è mai possibile che quando parlo non mi capite mai? Io ho detto stemperare e non temperare. Stemperare significa addolcire la tensione e trovare un modo per farvi calmare. A proposito, dunque, dai, avanti, facetemi a vedere. Cosa portate di bello in quel sacco? Avanti, che regali avete pensato di donare per augurare un buon Natale? Per favore, auguro che buon Natale. A Camora con Paruzzo, ma da credere, guerra da qua e guerra da già, cosa ammazza da qua e cosa ammazza da parte, chi tu ammazza moglie, chi tu ammazza figlio. Con Paruzzo, ma posso dire una cosa mia personale. A sera quando posso stare a tavola con vostra moglie, con della vostra venite lo studiato, perché se vi mettete a mangiare, da picchia mangiare che mi mangiate, magari pure ci avessi. Pariapoco, devo dire che avete perfettamente ragione su questo. Avete perfettamente ragione. Oggi c'è un mondo che va male, purtroppo. Vabbè, dunque Pariapoco, dai, e lasciamo stare. Dicevamo, quali regali portate in questo bel sacco? Sicuramente avete ricevuto molte letterine da parte dei bambini. Con Paruzzo mi faccio rendere quelle letterine, con Paruzzo andiamo a arrivare un bolletti pagare, la luce, un gas, un telefono, l'acqua, mozzo caro, puro sangue, che in sti vini non mi scorre più manco sangue mi scorre più con Paruzzo, ma da credere, sono cose avvolite che non saccio più manco che fare. Comunque, diciamo che io in questo sacco, va bene, porto dei regali per i bambini, che saccio, macchinini, trenini, pantaloncini, sciarpe, guanti, capoggiuzze, bambole, non che rigonfiamo, non pensate male, perché poi dicete che pariamo che non capisce niente, va bene? Comunque volevo anche precisare che giustamente porto questi regali per rendere felici questi bambini. Ma Pariapoco, però scusatemi, ma io ritengo che voi sta arretrato e siete a reti i tempi. Allora mi ha da fare incazzare sempre, mi dicete che sogno arretrato, con Paruzzo. Mi state dicendo che sogno arretrato, mi state dicendo che sogno vecchio. Con Paruzzo non saccio se vi ricordate perché tempo fa vi ho detto che a mia da cosa mi funziona. Ma non Pariapoco, ma cosa avete capito? Ma cosa c'entra sempre questo discorso di funziona, non funziona? Io volevo semplicemente dire che questi sono regali che ha detto lei, che si facevano 30 anni fa. Oggi i tempi sono cambiati e di conseguenza anche i regali. Ora i regali, ora canciaro, tutta la volta canciaro. Ora ditemi voi con Paruzzo quali sono questi regali moderni che si fanno a questi picciolini. Impariamo con altri tipi di regali. I regali che lei porta ormai non si usano più. Oggi si regalano ad esempio, come dire, gli smartphone. Lei lo sa cosa sono gli smartphone? Come? Sì, vicino Molano, buonanotte. Smartphone, Pariapoco, smartphone. Ma quale smart? Quale phone? Ma che state dicendo? Ma che siete scemunito? Smart che conosco io la macchina che cammina che ha benzina. Io phone, va bene, nella casa, ne hai uno che è professionale, l'hai visto in tuo bagno, il tuo mobiletto, va bene, che lo utilizzo semplicemente quando mi asciugare i capelli. E questo è stato un regalo che mi hanno fatto gli amici tanti anni fa. No,
no, pariapoco no, ma che sta facendo confusione? Ma quale macchina? Ma quale fono? Ma che cosa avete capito? Io ho detto lo smartphone. Lo smartphone, pariapoco, è un telefono altamente tecnologico e che consente di navigare su internet per vedere e per informarsi su tante cose. Comunque ti ci sto navigare, ma che se te faccio? Ma secondo me non so, mi stanno battendo andiamo a navigare, ma che mi piace con un marinaio? Io ho fatto soldato semplice, con Paruzzo, vado a marinare, vado a navigare. E poi con Paruzzo la stata a vedere che sta a mia dare. Un bicchiere di vino di Ghiggio Malangioloni, un sapito come una cuna, che è una meraviglia! Ma quale vino, un pariapoco? Ma che cosa c'entra il vino? Mamma mia, ma cosa c'entra? Va bene, dai, pariapoco, lasciamo stare per cortesia. Avanti, lasciamo stare. Allora, vediamo se conosci un altro oggetto molto gradito e che piace molto ai bambini. Avete l'iPhone? E torna questo fono, minchia sempre una cosa decidi, ci pigliamo poco ci pila, ma con Paruzzo è così, non stavo vedendo, mi state facendo un essere pazzo. Ma pariapoco no, io sto parlando dell'iPhone, pariapoco, il famoso telefono di casa Apple, la famosa casa della mela, ne ha sentito mai parlare? State dicendo? A casa da mela, quale casa da mela? Casa di banana, casa di frucciola. Ma con Paruzzo, ma guarda che casa siamo mercato, con Paruzzo. Santo Iddio, e dico santo Iddio. Minchia mi stanno facendo un paccino, ce ne vedi, stai sballando. Va bene, pariapoco, abbiamo capito, non conosce nemmeno questo. Però un pariapoco, scusate, gliela posso dire una cosa. Però se lei vuole fare Babbo Natale, lei si deve aggiornare. Avanti. Andiamo avanti. Vediamo se almeno conosce un altro oggetto famosissimo e questo sa quanto piace ai bambini, ma non solo, anche forse ai bambini e quelli anche più giovani, più grandi. Avanti. Ce l'avete l'iPad? Che dici tu? Allora con Paruzzo la vedo in tal luogo, ma da fare un cazzare, mi dovete fare nervosire. Ci domandate a Pariapoco se avevi i padri, ma non ho capito. Certo che lei ha i padri. E ritornando al discorso di poco fa, vi ho detto per la millesima volta che mi ancora ringraziando a Dio, va bene? La cosa mi funziona. No, Pariapoco, ma perché dovete pensare sempre male? Ma perché avete la testa sempre nel solito posto? Va bene, con Paruzzo, guardate che vi dico, foniamola con tutti questi chiacchieri, tutte queste discussioni, perché non ne posso più, io non posso, né smart, né forno e manco tutte le cose come molto altro altro. Io porto semplicemente, ascoltatemi con Paruzzo quando parlo, per cortesia mi dovete ascoltare. Io porto cenini, macchinini, chitarrini, guanti, sciarpe, cappottuzzi, cose belle per questi bambini. Va bene, e poi scusate un attimo perché mi pare che io qualche cosa non ve l'ho ancora detto con Paruzzo, ascoltate un minuto con Paruzzo. La campana, quando si rompe la campana, compare. Scusate un minuto perché io, sapete, sono un buono e caro, però, come vedete, io porto pure uno scatolo di carbone. Carbone, sì, carbone, perché scusate, a Natale un carbone che non si può regalare. Ma scusate, non pariamo, ma veramente il carbone lo porta la Befana. Cosa c'entra il carbone con Babbo Natale? Ma che c'è? Un Paruzzo c'entra, perché sacci io che devo che fare con carbone e a cucire puttane. Scusate, Pariapoco, scusate, se è lecito, ci potessi fare una domanda. Facetemi questa domanda. Ma ce l'avevi da buttare sto carbone? Un carbone ce l'hai buttare a casa, ce l'hai buttare a mia moglie. Ma no, Pariapoco, ma che c'entra sempre sua moglie? Una santa donna, ma perché la trattate così? Piuttosto invece, come Babbo Natale, fategli un bel regalo, regalategli, che le posso dire, un bel gioiello. Ma che cazzo state dicendo? Ma che siete paccio? Ma che io stavo buttando la luce, non vedo buonissimo, ma siete paccio? Un gioiello a mia moglie. Sentite, con Paruzzo, ascoltatemi un attimino, facetevi i fatti certi vostri e non buzzicate in terra a fare da mia famiglia. A mia moglie ci penso io, va bene? Ok? Anzi, con Paruzzo, facciamo troppo chiacchiere, ora sapete che vi dico, intanto me ne vai e poi vediamo come bisce la situazione, va bene? Va bene. Con Paruzzo, non è che... Va bene, e poi parlate, scusate un attimo, facetemi sistemare i regali perché se non caccai i regali si perdono. E dite che stava dicendo, dite, un Pariapoco, dite. E poi, con Paruzzo, bisogna pure la campana. Va bene, bisogna pure la campana. Non hai un nata, facetemi fare il Babbo Natale a modo mio, perché mi bastano 664 giorni all'anno che Befana. Arrivederci con Paruzzo. Anzi,
Buone feste, Jingle Bell, Jingle Bell. Buone jingle, feste, jingle pariamo, bell. ma. Jingle Bell, Jingle, Jingle Bell. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle, Jingle Ma che- Bell. ma- Buone feste, buone feste, buone feste. Buone feste, pariamoco. Buon Natale a lei, buon anno. Jingle, jingle Mi bell. raccomando. Buone feste, buone feste, buone